Buongiorno a tutti, oggi vi sblocco un ricordo. Questo non è un parco normale, ma è un parco dove quando eravamo giovani si faceva questo. E va ancora alla grande la musica reggae al Festival di Osoppo in provincia di Udine. Cantano e suonano artisti giamaicani ma anche giovani artisti italiani. Ciao a tutti e bentornati sul canale, grazie per essere qui con noi. Oggi vi porteremo a fare un giro ad anello estremamente bello. Partendo dal parco del Rivellino saliremo su fino alla fortezza di Osoppo, poi da lì scenderemo, arriveremo al monte di San Rocco e attraverso Sentiero Cai ritorneremo al parcheggio dove abbiamo lasciato la macchina. Allora, questo è un percorso storico-naturalistico di eccezionale bellezza da fare assolutamente. Un consiglio prima di intraprenderlo, di andare su Google e di informarvi sulla sua storia. Vi renderete conto di quanto importante sia questo luogo nella nostra regione. Allora, adesso vi mandiamo il video. Prima vi chiediamo, se avete piacere di sostenerci, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, mettere un mi piace, ma soprattutto condividere il video in modo tale che altri escursionisti lo possano vedere e prenderlo come spunto per eventuali uscite. Quindi adesso bando alle ciance, si parte e via! I percorsi storici regalano sempre grandi emozioni e questo sentiero ne è la conferma. La fortezza di Osoppo è un patrimonio secolare e naturalistico di grande importanza che racchiude in sé secoli di storia e merita assolutamente una visita. È facile da raggiungere ed è ideale per famiglie con i bambini, per i nostri amici a quattro zampe e per tutti coloro che vogliono passare una giornata lontano dalla città. Fu antico insediamento celtico, piazzaforte romana e punto di difesa della Serenissima. Nel 1900 il forte venne inserito in un sistema difensivo dell'alto tagliamento, modificandone la struttura con trincee, gallerie e camminamenti della Grande Guerra. La fortezza si trova in una posizione strategica sul punto più elevato della zona e divenne il punto nevralgico per la difesa del territorio contro gli invasori. Completare l'anello, la bella passeggiata che ci porterà fino al Colle di San Rocco e alla sua graziosa chiesetta. Ora, come sempre, vi mandiamo la spiegazione sulla cartina in modo da farvi vedere il giro che abbiamo fatto esattamente. Bene, eccoci qui alla carta tabacco per spiegarvi un sentiero veramente molto facile. Abbiamo lasciato la macchina all'inizio del parco del Rivellino, da lì abbiamo preso 720 che ci ha portato su fino al colle dove c'è la fortezza di Osoppo. Abbiamo visitato la fortezza di Osoppo, siamo ritornati poi indietro sui nostri passi e abbiamo preso il 720 che ci ha portato fino al colle di San Rocco.
Osoppo. Da lì abbiamo percorso tutto, siamo ritornati indietro lungo la strada asfaltata, abbiamo attraversato il paese di Osoppo e siamo ritornati al punto di partenza dove avevamo lasciato la macchina. Allora, il percorso è molto semplice, ben segnalato e non vi potete assolutamente perdere. Con questo il video termina, noi come sempre speriamo di esservi stati d'aiuto, vi aspettiamo ai prossimi video, vi mandiamo un fortissimo abbraccio, buone camminate a tutti da Cristina e Gianluca, grazie mille, ciao!